Mister Baratta, buon pomeriggio, siamo qui al termine dell'incontro con il Sant'Angelo, terminato 1-1. Mister, un risultato che porta a un punto, poteva andare meglio dato che avete sfruttato le occasioni create al meglio. Cosa è mancato secondo lei? Il risultato è giusto, dobbiamo vedere quella situazione del gol, non gol, però il risultato è giusto, mi sembra che le due squadre abbiano meritato di dividere la posta. Noi sappiamo che sapremo il nostro destino solo all'ultimo minuto dell'ultima partita, quindi continuiamo a lavorare, siamo in fiducia, terzo risultato utile consecutivo, la squadra nonostante un sacco di assenze comunque tiene il campo bene, siamo contenti, abbiamo acquisito una buona autostima, siamo convinti, da martedì prepariamo la partita di Portofino. Gli altri hanno perso tutte, abbiamo partite difficili, hanno perso tutte, abbiamo guadagnato un punto. In occasione del prossimo match ha già in mente alcuni cambi tattici o qualcosa su cui lavorerà in particolare in settimana? No, più che di cambi tattici io devo valutare chi dei giocatori che ho fuori potrò recuperare, non lo sappiamo. Può darsi che qualcuno si possa recuperare, se no, però ho estrema fiducia nei nostri ragazzi. Oggi abbiamo giocato per l'ennesima volta con un under in più, in panchina avevo quasi tutti i ragazzi del settore giovanile, a me piace questa situazione perché se mi avessero spaventato le difficoltà adesso non mi troverai qua. Mister, allora noi le facciamo i complimenti per la partita ostica che ha sostenuto oggi e buona fortuna per il proseguo della stagione. Grazie mille, in bocca al lupo anche a voi. Qui con Mister Scarpa. Mister, match terminato con un 1-1, un pareggio che vi porta soltanto un punto, dunque la salvezza non è ancora ufficiale. Un paio di occasioni sprecate a inizio match, di altro cosa recrimina? No, sicuramente abbiamo avuto una reazione nel secondo tempo, forse non proprio forte perché dovremmo essere più cattivi sotto porta, però come ho detto prima era importante vincere, ma era ancora più importante non perdere questa partita. Il gol della squadra avversaria arriva su un calcio di rigore scaturito da un tocco di mano, da un pallone ad uscire. Sì. Una situazione dove si poteva fare meglio, però comunque nella seconda frazione di gioco avete reagito molto bene. No, sicuramente, noi questa è la seconda volta perché anche con il Prato allo scadere del primo tempo subiamo un rigore. Giusto o non giusto questo non lo so, però bisogna, io lo dico sempre ai ragazzi, bisogna sempre mantenere l'attenzione alta perché poi non bisogna fare accadere queste situazioni e metterci in pericolo da soli. Però fortunatamente una piccola reazione c'è stata il secondo tempo, peccato per le occasioni non sfruttate. Mister, le auguriamo un buon finale di stagione. Grazie.